Lui ha fatto una riunione il 19 febbraio 2019, cioè 19 febbraio 2019 vuol dire Toninelli è diventato ministro il 2 giugno del 2018, certo. Quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. C'è una riunione forte che abbiamo fatto. A novembre 2017 il ministro non era Toninelli ma era Del Rio. Sì. È stato deciso in comitatone, perché la sede ufficiale è il comitatone, non le riunioni fatte per fare discussioni inutili, però comunque, ripeto, a me non risulta che abbia fatto tutte queste riunioni e sfido il ministro a dirmi quali riunioni ha fatto e a quali non ho partecipato sulle grandi navi, ed è stato deciso a unanimità nel comitatone, che è l'organo stabilito per legge, che la soluzione è usare il canale di Petroli, il canale Vittorio Emanuele e portare le grandi navi a Marghera. Lì abbiamo una banchina di 2 chilometri. Sa cosa ha detto Toninelli in diretta con Antena 3? Una sua frase tipo, tra l'altro: non mi fa entusiasmo l'idea di, come turista, passare con la nave a crociera lì a fianco alle petroliere. Okay. Per quel... È passato un anno. E non... Bene, si deve dimettere secondo... No, guardi, io non mi occupo delle dimissioni o delle permanenze dei ministri, ho altro da fare. Ma il ministro non può venire a fare commenti su una situazione che era stata decisa dal suo predecessore assieme a Comune e Regione. Venezia non è un porto dove arriva qualcuno, cioè, e si fa un giro col panino in mano per vedere Venezia. Venezia è un non port. Ciò vuol dire che a Venezia iniziano e finiscono le crociere. È come Miami. Miami, chi vuol fare la crociera nei Caraibi, parte e arriva a Miami. Quindi vuol dire che tutti i turisti americani che vediamo, avete visto, neozelandesi, eccetera, molto probabilmente quella nave stava scaricando i turisti, ne caricava di altri. Prendono l'aereo a Venezia, arrivano in aeroporto a Venezia e si imbarcano. Persa Venezia, le compagnie di crociera eleggeranno come home port il Peloponneso, Istanbul, non andranno in giro per l'Adriatico.